La bottiglia ecosolidale itinerante saluta San Fior in un ideale passaggio di testimone con Conegliano. Lunedì sera alle 18 l'enorme bottiglia raccoglie tappi, sempre in viaggio per finanziare la lotta contro i tumori, riprenderà il suo cammino. Ad attenderla poi Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Treviso, affidata alle cure degli alpini mobilitati in vista della Dunata del Piave 2017. Moltissimi gli eventi collegati alla collaborazione nata con l'associazione Sorgente dei Sogni di Fontana Fredda, coinvolti, oltre alle penne nere, i giovanissimi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dell'Istituto Comprensivo che creeranno con i tappi il logo della 90ª adunata. Iniziativa che ha avuto il pieno appoggio della Regione. Il governatore è molto entusiasta di questo e si è anche preso un po' l'impegno con noi di partecipare alla giornata finale della Dunata con il puzzle finale, il quarto pezzo del logo nazionale degli alpini. La grande bottiglia viaggia sopra un bilico di 11 metri per 2,50 e contiene più di 2 milioni di tappi. Avere anche la condivisione degli alpini vuol dire portare voce anche ai loro valori, cercare di dare un messaggio che insieme, attraverso un tappo, possiamo donare qualcosa per la speranza, per la vita e rispettiamo anche l'ambiente. Il messaggio è un tappo per la vita. Il ricavato, la parte importante di questo, ci sono delle ricerche al CRO di Aviano e il contributo si dà anche all'associazione Renzo e Pia Fiorot. Questo progetto raccoglie i tappi e dona i quintali di tappi. Sostenendo sia il CRO che l'associazione Fiorot, anche lì diamo un segnale che la solidarietà è una condivisione dei progetti e insieme possiamo dargli vita.